E chiudiamo ora questa parentesi del festival. Camper Vicenza si ferma qui ma ritorna dopo la pubblicità per la seconda parte. Rimanete con noi, a dopo. Ed eccoci ritrovati a Camper Vicenza, seconda parte del nostro viaggio settimanale attraverso storie ed esperienze vissute all'interno della diocesi iberica. Per la prima parte abbiamo ricordato assieme il terremoto dell'Emilia, come fare per aiutare qui dal Veneto, da Vicenza. Abbiamo parlato anche del Festival Biblico che si è concluso domenica, ma domenica, giorno di Pentecoste, è stata una giornata importante anche per una comunità particolare, che è quella dei migranti vicentini. Vediamo come l'hanno trascorsa. Domenica, nell'ambito tra l'altro del Festival Biblico, una giornata molto particolare, una Pentecoste multicolore per così dire. Il significato che ha per voi? La Pentecoste infatti ha un significato molto profondo per noi tutti come cristiani, diciamo, perché è la festa che conclude il ciclo pasquale, 50 giorni, ma ad un modo particolare anche qualche significato molto profondo, cioè che ci rivela un po' l'universalità dell'amore, cioè che ci rivela anche che bisogna uscire da noi stessi per poter incontrare l'altro. Voi che siete sacerdoti tra l'altro e quindi vivete sulla vostra pelle, nella vostra vita, paure e speranze. Quali sono le paure di un africano? Sì, adesso le paure vengono in questi momenti di crisi, perché tanti loro sono venuti qua a cercare lavoro, benessere, ma adesso con le crisi hanno la paura, tanti loro non sanno cosa fanno, se ritornano in patria o stare qua è un po' difficile, per questo è la paura principale adesso. Per voi è una paura che è quasi innata, era la paura di quando siete, di quando il vostro popolo è venuto qui ed è oggi la paura di non sapere forse dove andare. Qual è la speranza in questo contesto? Io penso che l'esperanza in questo contesto esattamente, penso dire, avere coraggio. Allora l'esperanza sarebbe sapere cogliere o ascoltare l'altro per sapere i suoi problemi e soprattutto dare una via d'uscita per queste realtà, perché qualcuno si può trovare un po', diciamo, incastrato e non sa come fare, allora si ritira su di sé. Alcuni problemi, l'impressione generale è che si siano superati, ma che cosa manca ancora al dialogo, all'amicizia, a un rapporto che sia un rapporto spontaneo tra genti di tanti mondi? Sì, direi che il primo parte è stato superato, ma c'è ancora, è un cammino, io direi un cammino, in ogni cammino arriva un punto che uno sbaglia, uno cade, dopo si alza e va avanti, così l'integrazione, l'accoglienza è tutto. Non tutti, alcuni posti c'è l'accoglienza massima, alcuni parti che no, ma io secondo me con tempo diventeremo tutti uguali, in modo particolare con i bambini, i figli. Loro non sentono come ghanesi o nigeriani o congolesi, sentono più italiani che di ghanesi oppure di altri paesi di Africa. Paura, ostilità, tolleranza, intolleranza, indifferenza, dialogo, rispetto, curiosità, quali sono o qual è, diciamo, la parola che oggi predomina nei confronti di questo variegato mondo culturale con cui ci troviamo a convivere? Direi la parola cittadinanza. Cittadinanza non è solo una questione giuridico-legale, poter votare o non votare, riconoscere la cittadinanza a uno nato qui o oppure uno residente qui da anni. Cittadinanza è anche accogliere le lingue, le culture, le religioni, i modi di essere, i modi di pensare, il patrimonio artistico, il patrimonio culturale, le canzoni, il modo di essere, il fare una nostra società.
interculturale è una conquista difficile, dolorosa anche per alcuni aspetti, dato che siamo in crisi economica, ma è necessaria. Il servizio era evidentemente di Alberto Feltrin. Rimaniamo in argomento di multiculturalità e di multireligiosità, perché come avete visto è sempre più facile passeggiare per Vicenza e incontrare persone che magari sono di altre religioni, indù, ebrei, buddisti o musulmani. Conoscere le religioni quindi diventa davvero una necessità per interpretare il modo di pensare e di vivere delle persone. Il Centro Ecumenico Eugenio IV di Vicenza offre alcune opportunità in questo senso, una serie di incontri per conoscere assieme le tre grandi religioni dell'Occidente e non solo, quindi l'Islam, il cristianesimo e in questo caso il buddismo. Vediamo. Messaggi di liberazione e salvezza. Nel mondo e nella storia non è stato solo il cristianesimo ad avere l'esclusiva, ma anzi sono una costante delle tre religioni più importanti del mondo, ebraismo, Islam e buddismo. Ma se su Islam ed ebraismo l'informazione è già più generosa, almeno in Italia, certo sul buddismo si sa molto meno. Tra le attività del Centro Ecumenico Eugenio IV di Vicenza c'è anche quella di promuovere una conoscenza migliore tra i grandi credo, in una serie di appuntamenti conclusasi con l'approfondimento del rapporto tra cristiani e buddisti. La comunità buddista in Italia conta poco più di 150.000 fedeli. È composta da credenti italiani, ma anche da cittadini immigrati che provengono da paesi di tradizione buddista come Thailandia, Sri Lanka, Cina e Giappone. Non esiste un numero preciso che identifichi la comunità, dal momento che nel credo del Buddha non esiste un battesimo e quindi un principio di anagrafe religiosa, come può essere il battesimo nel credo cristiano. Allo stesso tempo la comunità migrante buddista è un flusso continuo di difficile definizione e infine le cosiddette mode religiose che da tempo fanno gravitare sì verso il buddismo molte persone, di certo non facilitano un'adesione piena e consapevole a questa antichissima e complessa tradizione di fede. È una piccola comunità, una comunità che al di là dei momenti di grande exploit mediatico, per esempio quando viene un personaggio che non è il Papa del buddismo ma che è il Dalai Lama, che è il capo di una grande scuola buddista, c'è un grande riverbero appunto sui mass media, sulla stampa, sui giornali, la televisione, quindi le persone si interessano. Quelli che noi riteniamo praticanti buddisti non sono gli interessati, bensì coloro che con assiduità e per un periodo di tempo adeguato frequentano i monasteri, le comunità, le istituzioni buddiste. Perché siamo in dialogo? Siamo in dialogo semplicemente perché viviamo nel nostro paese, viviamo nell'Italia, ma abbiamo avuto una ricchezza che proviene da una cultura e da una tradizione molto antica che pensiamo possa essere una voce nuova e che possa aiutare gli altri ad essere cristiani migliori, ebrei migliori, musulmani migliori. Nel senso che la tradizione buddista è una tradizione che guarda all'altro e che cerca di entrare in contatto con l'altro portando il proprio esempio che significa attenzione, amore, consapevolezza, rispetto e che sono dei valori che sono comuni a tutte le religioni. Quindi la tradizione buddista, per esempio, da molti anni è in dialogo con la tradizione monastica cristiana. C'è un DIM che è il dialogo intermonastico, molto attivo anche qui nel nostro paese, è guidato dalla comunità di Bose, a cui partecipano i monaci buddisti che vivono insieme ai monaci cristiani e ai monaci ortodossi e ognuno porta la propria spiritualità. Noi cominciamo a vedere l'altro da un piccolo angolo, che è l'angolo della nostra cultura e del nostro vissuto, e quindi lo vediamo con uno spicchio di luce. Quando cominciamo a conoscere l'altro e l'altro ci si avvicina, lo vediamo con più chiarezza e vedendolo con più chiarezza altre forme di pensiero, di pregiudizio scadono, conoscendo l'altro, non si ha più paura dell'altro e quindi si può da questo altro ricavare una ricchezza.
C'è un bellissimo editto inciso sulla roccia in una via che era la via della seta, che portava quindi dall'Europa verso la Cina e poi verso l'India, di un grande imperatore buddista, si chiamava Ashoka, e questo editto dice: rispetta tutte le religioni, perché rispettando le altre religioni farai un grande servizio alla tua. Ecco, io penso che questo serva a tutte le religioni. Facciamo sì che tutte le religioni possano, nella loro verità, essere rispettate, e in questo modo ognuna di esse sarà più forte e sarà più salda, e forse supereremo i pregiudizi. E come ogni settimana adesso la linea passa per un breve momento a Caremi Furlani e al notiziario realizzato in collaborazione con La Voce dei Berici e Radio Oreb. A tutti ben ritrovati. Sabato sera in cattedrale la veglia di Pentecoste, un appuntamento importante con la preghiera, la testimonianza e l'incontro tra il nostro vescovo e le aggregazioni laicali. L'idea di fare questa veglia di Pentecoste a Vicenza nasce da un'idea del vescovo Nosiglia nel 2005, appoggiata chiaramente anche dalla Consulta dei Laici, da Monsignor Dasferro, e a seguito anche della grande veglia di Pentecoste del 98 voluta da Giovanni Paolo II, dove aveva chiamato a raccolta a San Pietro i rappresentanti di 150 movimenti. E in quel momento anche l'allora cardinale Ratzinger aveva definito questo fiorire di movimenti in Italia nel dopoguerra come una nuova primavera dello spirito. E da quel momento poi è diventata una tradizione, un'occasione per i vari movimenti di ritrovarsi insieme, discutere su temi importanti per la Chiesa e poi portare anche delle testimonianze concrete di come i messaggi, i programmi dei vescovi vengono attuati all'interno delle varie associazioni. Nel 2012, con il clima di tensione e di ansia che si è creato, abbiamo pensato di focalizzarci sul tema della speranza e porteremo delle testimonianze di amici dei vari movimenti su come proprio anche in situazioni difficili vivono con speranza, con perseveranza, in famiglia, nel mondo del lavoro, della scuola, questo tema. Giovedì prossimo alle 9:15 al Seminario Antico la presentazione del nuovo rito delle esequie, il cammino dei nostri resti dopo la morte e la vita dopo la morte nella fede cristiana. La Chiesa italiana da 2 mesi ci ha messo a disposizione questo cosiddetto nuovo rito delle esequie. In realtà non è nuovo, è una edizione nuova dell'impianto precedente che è stata pensata e resa necessaria proprio per anche le nuove necessità, le nuove problematiche, la nuova cultura che si è creata attorno alla morte. E adesso è il momento di riuscire a utilizzarlo e a valorizzarlo in tutte le sue possibilità, questo rito. Per cui giovedì prossimo, 31 di maggio, vivremo un incontro con tutti i presbiteri della diocesi, insieme con il vescovo, e tutti coloro, gli operatori pastorali, tutti coloro che fossero interessati, proprio per conoscere da vicino questo nuovo rito delle esequie. Questo rito delle esequie, vuole rispondere a delle emergenze o delle anche esigenze dovute anche alla realtà odierna. Una di queste, per esempio, è che la morte è stata privatizzata o addirittura è stata nascosta. Per esempio i bambini non si permette di vedere perché sembra che turbino, non si devono vedere i morti, oppure c'è un tentativo di privatizzazione, l'idea di portare le ceneri a casa dei propri cari, eccetera. A fronte di questa realtà il progetto del rito delle esequie vuole affermare anzitutto la dimensione comunitaria della morte. Il fatto che noi siamo qui al cimitero di Vicenza ci mostra concretamente come qui si tratti di una comunità anche dopo la morte. Noi crediamo che la persona che vive e che muore è una persona che non solo appartiene a una famiglia, appartiene a una comunità cristiana, appartiene a una società civile, e questa dimensione comunitaria la dobbiamo esprimere anche nel momento della morte e oltre la morte. Ecco allora il valore simbolico che ha il luogo del cimitero, che vuol dire il luogo dove si dorme. E ora l'appuntamento con l'editoriale a cura del direttore della Voce dei Berici. Un ben ritrovato ai nostri telespettatori. Nei giorni scorsi il Cardinal Bagnasco, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nella sua prolusione a tutti i vescovi del nostro Paese, ha evidenziato una serie di indicazioni molto precise per uscire dalla crisi che interessa il nostro Paese e tutta l'Europa.
sono indicazioni molto concrete e anche molto significative. Una in particolare mi sembra particolarmente interessante e riguarda tutto il paese, credenti e non, e cioè, dice il Cardinal Bagnasco, l'urgenza di ricostruire la cultura dei legami. Una cultura, ancora dice il presule, che si esprime nella famiglia, nel vicinato, nell'amicizia, nei luoghi di lavoro e nel percepire la società come parte di noi, così come ognuno in una certa misura è parte della società. È un'indicazione che ha delle ricadute molto precise e che dice che è necessario uscire dalla cultura dell'individualismo che ha caratterizzato gli ultimi anni. E grazie anche a Lauro Paoletto. È arrivato il momento di lasciarci. Vi ricordo che Camper Vicenza ritornerà puntuale mercoledì prossimo 18:50 23:30. Grazie per averci seguito e arrivederci.